Ben ritrovati amici sportivi, amanti di calcio giovanile, genitori e tifosi. Dal campo del Garda Sport di Midi Marina, Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport vi racconterà della settima giornata del campionato di allievi regionali. Di fronte al Città di Messina capolista che ospita il comprensorio del Tirreno, ragazzi di mister Cosimini, che sono reduci alla vittoria infrasettimanale contro l'ACR Messina grazie al gol del solito Anthony Arena. Nel posticipo della sesta giornata hanno inanellato 5 vittorie e un solo pari interno contro la Promo Sport Barcellona inseguitrice. Dall'altro lato invece i ragazzi di Giammoro sono reduci da 3 vittorie con lo Sporting Club Messina, la Folgore e l'Ors, un pari alla prima uscita stagionale col Camaro e da 2 sconfitte nelle ultime 2 gare con la Free Time e l'ultima Sonora in casa per 3-0 con l'Union Club Curcuraci. Abbiamo visto come al solito con l'ausilio delle nostre immagini tutto il pre-partita, i protagonisti, i riti propiziatori e scaramantici prima della grande battaglia. Qui vediamo le 2 formazioni schierarsi a centrocampo: da un lato i ragazzi di mister Natale De Gaetano del comprensorio del Tirreno in divisa rosso-blu, dall'altro invece quella di mister Giuseppe Cosimini in classica divisa verde fluo, che si schiererà quest'oggi con un plurioffensivo 4-3-3 con tutti i suoi tenori in campo: Currò, Spoto, Presti, Arena, D'Amico, Maisano, giusto per citarne alcuni. Qui vediamo come si stringono a cerchio per darsi la carica per poter inanellare un'altra vittoria, ma sarà tutt'altro che semplice. Giocano questo primo pallone i ragazzi del presidente Lorè, cercando di mettere pressione ai parità. Qui l'azione subito di Maisano, palla dentro, splendido il tacco di Presti a liberare Arena, prova con la sua serpentina Anthony Arena, chiuso dalle maglie rosso-blu del comprensorio del Tirreno, prova a spingere forte per il Città di Messina. Qui la palla messa dentro, si avvita con questa rovesciata e si deve superare il numero 1 del comprensorio Nastasi. Qui ancora Città in avanti, la palla di Arena viene trovata però da Presti, che trova un buco dalle maglie avversarie. Presti a tu per tu con Nastasi, si divora il gol dell'1-0, l'attaccante classe 2000. Qui ancora Arena, disegna calcio, la palla per D'Amico che prova col mancino, strozza un po' il tiro e termina largo. Il numero 7 quest'oggi capitano prova a mantenere la concentrazione alta tra i suoi mister Cosimini. Dall'altro lato mister De Gaetano chiede qualcosa di più ai propri ragazzi e qui sono annichiliti in questo inizio di partita. Ancora con Presti che può puntare difesa avversaria, mettere dentro per Maisano, contrato il suo destro, ci aveva provato Manuel Maisano. Qui ancora vediamo Arena, prova a inventare, la palla è per Presti, resta lì, va D'Amico. Ancora una volta Anastasi fa sua la sfera, ma quando si innescano i 3 davanti sembrano incontenibili. Arena su tutti, particolarmente ispirato quest'oggi. Qui chiama lo schema invece Currò, la palla finisce fuori per Manuel Maisano che carica il destro, punta la porta di Nastasi, termina ad un soffio alto la sua bomba con il numero 4, ci aveva provato il biondo centrocampista e fin qui autore di una splendida prestazione nel ruolo di mezzala. Qui ci prova Presti a rientrare sul destro centrale, il suo tentativo. Intanto arrivata anche la società che come al solito segue le squadre giovanili, il presidente Lorè e l'addetto stampa Castorina ci aveva provato intanto sullo sviluppo di un calcio d'angolo D'Amico. 1 minuto di recupero in questa prima frazione di gioco, prova a sfruttarlo il Città di Messina con Arena che entra in area, si deve immolare Tindaro Ferlazzo, il capitano classe 2001 del comprensorio del Tirreno. Terminerà così la prima frazione di gioco, Città di Messina che sta dominando ma non riesce a scardinare la difesa dei parità del comprensorio del Tirreno. Poco cinici sotto porta i ragazzi mister Cosimini, che ora proverà a scuotere i suoi. Qui il proprio tridente d'attacco. Facciamo molta attenzione a questo fotogramma, che a breve cambieranno le sorti del match. Il comprensorio del Tirreno che ora proverà a riprendere il gioco e a offendere in qualche modo i parità di Città di Messina. Qui Presti si gira benissimo, la palla è per Arena che mette dentro, carambola sui piedi di Maisano, che viene contratto da Anastasi, recupera la palla però con caparbietà, la serve dietro per Arena che sposta e calcia e spacca la porta. Anthony Arena con il numero 11, ancora lui dopo il gol con la CR Messina. Ci vuole il suo guizzo per sbloccare una partita complicatissima. Riapprezziamo la rallenti, il suo gesto tecnico, imparabile il suo destro. Va a esultare sotto la curva dei tifosi e ultras, soddisfatto mister Cosimini che assiste al match. Qui ci prova anche Presti,
che incrocia troppo il destro ed era stato Ciccio Spoto, scusate. Qui Currò allarga per Maesano che si fa trovare, punta alla difesa avversaria, al limite dell'area, mette dentro per Presti che ci mette lo zampino, anche lui è segno. Mattia Presti 2-0 su assist di Manuel Maesano, deviato, riesce a sorprendere Nastasi con questo tocco sotto porta, anche lui va ad abbracciare mister Cosimini. Hanno cambiato marcia i ragazzi del Città di Messina in questa seconda frazione di gioco. Qui abbandona intanto il campo Ciccio Spoto per far spazio a Giordano. Lo farà a sua volta anche Antonuccio per far spazio a Lopresti. Due cambi di Città di Messina, non cambierà invece la suonata. Qui splendida azione coordinata da Presti che mette dentro per D'Amico che stoppa col destro e va col sinistro. Non sorprende Nastasi. Intanto Arena punta tutta la difesa avversaria, ubriaca due avversari, entra dentro, palla dietro per D'Amico che stoppa e calcia ancora una volta, rimpallato il suo mancino e poi ci prova dalla distanza Currò, resta il pallone dopo la traversa e ora sì che trova il gol del 3-0 D'Amico. Daniele, quest'oggi capitano e col numero 7 anche lui va ad abbracciare mister Cosimini. Abbandona nel frattempo il campo Manuel Maesano per far spazio a Zagone, anche l'autore del gol del 3-0 Daniele D'Amico, per lasciare spazio a Pieruccio Cangemi. Città di Messina che ora ha messo in ghiaccio il match, potrebbe essere la sesta vittoria in 7 partite, 7 risultati utili consecutivi. La risposta del comprensore del Tirreno è affidata a questo mancino sul calcio di punizione che non inserisce il neoentrato Bulletta. Lascia il campo anche il classe 2001 Currò che quest'oggi è stato autore una prova eccelsa, ha avuto in mano le chiavi del centrocampo e mister Cosimini, poi inquadrati i 5 tenori sostituiti. Ad entrare al suo posto Chicco andò, ci prova ancora il comprensore del Tirreno con un'altra punizione velleitaria. Città di Messina e quest'oggi ha dato una prova di superiorità e anche una grandissima prova di squadra. Molte le belle immagini colte alle nostre telecamere, qui ci proverà nel finale anche Cangemi con questo lob che non sorprende Nastasi. Ci darà spazio anche per questa azione tutta in verticale. Giordano sfrutta lo scarico di Presti, ci aveva provato col destro. Qui anche Cangemi va a rimorchio ancora per Giordano, ma ancora Nastasi ad opporsi. Termina così la partita. Qui c'è spazio per un'altra travolgente azione di Arena che mette dentro Cangemi, manca l'appuntamento del 4-0, ma Arena quando si accende è incontenibile. Termina così il match, Città di Messina 3, comprensorio del Tirreno 0, sesta vittoria per i ragazzi di mister Cosimini che salgono a quota 19 punti e comandano la vetta della classifica. E allora noi vi lasciamo con le solite immagini della ola dei ragazzi degli allievi regionali di Città di Messina. Da Claudio Costanzo per la Wisport per questo è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.